Va ora in onda dallo studio 1 di Luserna San Giovanni un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa dei Retti. A tutti buon ascolto e buona visione. Piero Caffaro, presidente della Proloco di Bibbiana, una domenica importante per Bibbiana dove su questa piazza si rivive la storia dell'automobile non solo italiana, quindi la storia dell'automobile. Raccontaci qualcosa. Ma è la seconda edizione che noi facciamo, la prima edizione l'altro anno l'abbiamo fatta, è stato un successone perché effettivamente abbiamo avuto 175 iscritti. Quest'oggi abbiamo fatto l'unplan, era previsto un certo numero di 120 macchine, sono complete, abbiamo anche Vespini sull'altra piazza, completi, anche lì 80 Vespini, quindi più di così non si può essere, il tempo è bello, quindi ci aspetta solo una bella giornata. Abbiamo ogni tipologia di macchine, partendo davvero da auto che hanno fatto la storia dell'automobile, cioè andiamo la più vecchia, la più datata. Che anno è? È un'Ardea del 38 mi pare che sia, adesso l'anno di preciso non ricordo bene, e poi ci sono delle Balilla e poi c'è tutto il gruppo 500, Ritmo, le HF, quindi c'è di tutto, c'è tutto quello che volete, c'è delle barchette. Quindi adesso da Bibbiana ci spostiamo, andiamo a Montoso, però non solo auto, come dicevi tu prima, anche i Vespini. E partiranno prima i Vespini, quindi... I Vespini perché sono più lenti, quindi andranno su più piano e poi dopo seguiranno poi le automobili. Andremo a Montoso ci sarà una tappa perché c'è anche una festa a Montoso che è la festa della liberazione dei partigiani, ecco. E poi c'è anche un mercatino lassù, quindi ci sarà anche abbastanza movimento anche a Montoso. E noi seguiremo tutta la giornata col nostro Paolo dietro la telecamera. So che a Montoso è residente anche la zia Marta, quindi molto probabilmente ci sarà. Bene, benissimo, allora l'aspettiamo su Montoso. Poi dopo si scende, si va a Barge, all'Autin, una cantina dove si fa l'aperitivo. Bene. E finito l'aperitivo ritorniamo a Bibbiana e facciamo il pranzo alla Proloco. Una grande domenica qua a Bibbiana dove noi cercheremo di trasmettere tutte le emozioni di questa giornata. So che partono i Vespini, stanno per partire, quindi Paolo andiamo perché partono i Vespini, andiamo. Ma io non lo so, la situazione è grave, è sempre peggio, come si fa a parcheggiare così? Io devo uscire! Ma non c'è quando c'è bisogno di un vigile? Non c'è! Mi spiegate, signore, come faccio a uscire che ho macchine da tutte le parti? Non è possibile! Qualcuno venga a aiutarmi! Danilo Gabbero, qui parliamo di storia. Una vettura del 1936 che era nel Cuneese, poi negli anni 60 è stata acquistata da un concessionario di Napoli, restaurata, e poi negli anni 80 la ditta Botto di Mondovì l'aveva riacquistata perché era targata Cuno per mettere nella sua collezione, e poi nel 2010 l'abbiamo comprata noi. Però, ma la passione per un'auto d'epoca da dove nasce? A me l'ha tramandata lo zio, che noi facciamo autodemolizioni e rottami, quindi siamo nati nelle macchine e quindi una passione tramandata. Quindi adesso si parte e si va a Montoso. Con quella no. Ne ha fa? No, non ce la fa. Beh. La Giulietta davanti, sempre di nostra proprietà, del 57. Andiamola a vedere, vieni Paolo, andiamo anche a vedere la Giulietta che farà la strada fino a Montoso, eccola qua. Devo dire che... Poi comunque l'auto d'epoca anche a me piace tantissimo perché ha un non so che di poetico, no? Cioè secondo me, non lo so, cosa ne dici? Dietro una macchina d'epoca c'è sempre la storia della famiglia, la storia dei bei tempi che hanno cominciato da niente, e quindi c'è sempre qualcosa da raccontare. Dai, andiamo Paolo, perché Montoso e la sua festa ci aspetta.
Ma com'è bello andare in giro con le ali sotto i piedi. C'è una Vespa Special che mi toglie i problemi. E qua ce ne tante vespe vuol dire che potrebbero togliermi tutti i miei problemi. Ma sì, dai, adesso andremo a riprendere la partenza che poi finiamo alla festa di Montoso. Ok, quindi siete pronti? Sì, io sono pronto, bene, quindi rombo, come si dice? Pronti coi motori, rombo i motori, come si dice Paolo? Rombo di motori e si parte. Ma zia Marta, scusi, zia Marta, abbia pazienza, ma Sì? cosa sta facendo? Ma cosa sta facendo? Non vede che è pieno di vespe? Venga via da lì, è pieno di vespe, venga via da lì. Ma non è possibile. Fuori città, esco di fretta dalla mia stanza, a marce ingranate dalla prima alla quarta, devo fare in fretta, devo andare a una festa. Devo andare a Montoso, ma se trovo un parcheggio, un passaggio. Scusi, ecco, funziona sempre la gambetta. Dovrei andare a Montoso, lei dove va? A Montoso? Ma che combinazione! C'è un posto libero, posso salire? Vada piano, però. Piano. Perché va piano? Va lontano. E sangue, E sangue. era un duma. Vedete? Vamos! Piano! E vai, Montoso, arrivo! E noi andiamo in Vespa, in mezzo alla campagna. E noi andiamo in Vespa, io la mia compagna. E dopo ci fermiamo in riva ad un ruscello. Facciamo molto amore, sembra un quadro a pastello. Il droghiere ha sempre il muso, il portiere è sempre offeso, il farmacista ride col contagocce. Ed è tutto pronto, anzi è tutto prontissimo per questo primo tour, per questa prima partenza di oggi. Prima le vespe, poi le auto d'epoca. Questo mi prende sotto? No, non mi prende sotto. Salve, prego. Quasi, ci hanno provato, e la zia Marta l'ha mandato per prendermi sotto. Vediamo, Noi ce ne andiamo in Vespa, in mezzo alla città, facendo scorpacciate di cruda libertà. Andiamo sempre in Vespa, perché ci piace avere un mito dentro al cuore, starci sopra a sedere. Dai che sono morto, andiamo via! Dai che andiamo! La puzza di benzina mi fa girare la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa. Perché nella vita ci vuole ritmo per ballare, ritmo, sempre tanto ritmo.
Marco Reggio, presidente del Fiat Ritmo Club Italia. Da dove nasce questa tua passione? Ma nasce tutto da piccolino, perché tra le altre cose mio papà era qua vicino di Castino e i miei parenti avevano la Ritmo, tra cui anche mio papà. E ancora tutt'oggi ho mantenuto la macchina di mio papà perché è mancato nell'84 e io me ne sono preso cura da allora. E da lì poi è venuta fuori, già da piccolino avevo questa passione perché anche mio cugino aveva una Ritmo 105 Azzurro Francia e mio zio aveva un'altra Ritmo e da lì io, poi qui nelle Langhe si facevano i collaudi per Fiat e mia zia aveva un negozio di generi alimentari, passavano i collaudatori, quindi io mi gustavo tutte le macchine perché venivano a comprarsi il panino e la bibita e poi andavano via. E adesso vantate quanti iscritti nel vostro club? Adesso siamo una 70ina di iscritti, purtroppo di Ritmo non ce ne sono tantissime come le 500, quindi pian piano le stiamo raccogliendo e stiamo facendo anche una sorta di lista di quante vetture sono ancora circolanti. E cerchiamo nel club che è nato nel 2011, creato no profit proprio per raggruppare tutta la passione, tutto l'entusiasmo di queste persone che tengono a questa vettura, di conservarla e di fare i raduni. Quindi questo è il nostro obiettivo, di stare in compagnia e di portare avanti il nome della Ritmo. E direi un gran bell'obiettivo, bravi Grazie, tutti. Grazie mille. Ora di gira il mondo, io ci sono dentro, cercando in ogni cosa, tutte le razze, tutte le facce, quell'onda, no, e mi ha sbattuto il cuore. Ritmo del 2000, adrenalina pura, ritmo da paura, e passo a notare, a negare, notare, 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 affondare, notare l'onda, notare, a negare, notare, a negare, nega, notare, affondare, notare l'onda. Ad implicare la realtà, volerla trasformare. Zia Marta, però se si parla di automobili, ok? Qual è l'automobile italiana più famosa al mondo? Quella, il cavallino rosso, com'è che si chiama? Si chiama Ferrari. Ferrari, e ne abbiamo un esemplare qui davanti, bellissimo, andiamolo a vedere. Me la compra, zia, me la compra. Ma se sta Lei con la sua pensione cosa? bravo, le compro lo specchietto. Ma lei con la sua pensione, 2 mesi della sua pensione mi può comprare il Ferrari. Sicuro, va bene. Sì, va bene. Di questo colore o cambiamo colore? No, abbia pazienza, secondo me il Ferrari va rosso. Ma non si può cambiare colore. Ci sono tanti colori, ma il Ferrari secondo me va rosso. Rosso, ha ragione, rosso. Come Forza la Ferrari, forza Ferrari. Forza Ferrari! Rosso Ferrari, al polso karate, al fra lo chiamo Frero come a Paris. Ehi, ho fame, per Natale un famas. Tu hai sì, peso 60-10 di collana. Questa vita come un movie, scedere smuove il booty. Ehi, tocca stare concentrati, oppure qua ti fanno i buchi. Ehi, oppure ti fanno il posto col di essere nascosta, tu pensi? Guarda che... Ciao, ma come stai? Sì, ciao, vieni col costume che vieni sempre senza. Mettilo il costume stavolta, ok?
lasciamo Bibbiana, provincia di Torino, e siamo a Montoso, provincia di Cuneo. Abbiamo anche cambiato provincia per di più. Adesso andiamo un po' a conoscere le persone, questi appassionati d'auto d'epoca, e come faccio sempre nelle mie trasmissioni cercherò anche di far cantare qualcuno, ok? Va bene? Zia Marta dovrebbe essere da queste parti, eccola qua. Zia Marta! Sì, e ho appena fatto un balletto, il mio, quello più famoso, quello più conosciuto. Bellissimo. È stato bello, bello emozionante, anche l'applauso preso. Ha preso l'applauso? Allora adesso andiamo a provare a far cantare qualcuno? Va bene, ci sto. Andiamo. Allora, per i nostri amici, Barchettisti Sabaudi. ecco, il famoso balletto della zia Marta! Solo per voi in esclusiva, yeah! Problemi tecnici al motore? No, io sto solo guardando. Ah, non è sua. Credevo ci fosse un problemino tecnico. Lei si intende di motori? No, grazie. Niente, quindi no. È lui pratico. È lui pratico. Vabbè, grazie. Qual è il miglior auto per i retti? Com'è? Buongiorno. Lei come si chiama? Come si chiama lei? Vogliotti Vegetio. E lei è proprietario della macchina? No, una volta avevo la KF Turbo quando ero più giovane. Adesso che macchina ha? Una Clio. Ah, la Clio, non è d'epoca. Aveva la caffettiera? Lei andava in giro con la caffettiera? Cosa fa? Come caffettiera? La KF Turbo. La Lancia Delta, la KF Turbo. Mica caffettiera, mai visto uno che guida una caffettiera? Ma sei fa? Magari signora. La macchina lì a quei tempi lì era una signora macchina. Signora macchina. Già. Grazie. La caffettiera, ma perché mi offende le persone? Ma per favore. Non si capiva tanto. Non si capiva. Però questi due signori qua, guarda, questi due signori che ci stanno facendo un applauso, che si chiamano Sergio, Siete sposati? Ma sì. Ma andavamo a scuola insieme? No, io andavo a lavorare con suo papà tanti anni fa. Ma a pensione? Proprio Qua va adesso, va bene. Andiamo avanti pianino, insomma, con i vecchi, bene sì. Sapevi che venissi su, allora insomma subito Bravissimo. Ma lo sa che mio papà ha sempre cantato, no? Lei canta qualcosa? Io canto anch'io. Tipo, dovessi Non sono più allenato. Però dovessi cantare qualcosa per zia Marta adesso, quale sarebbe Ma la cosa canzone cantiamo? che mi dedica? Non so. Margheritin del buon mattin, tacca la sua Valmulin. Margheritin del buon mattin, tacca la sua Valmulin. Valmulin per Melilor Tutta proprio dobbiamo. Valmulin per Melilor di Lantin, Lantun e Maridà. Grazie. Dire che è stato bello, Comunque bravi, arrivederci. Buon lavoro. Grazie. Con la permanenza, poi vi seguo Grazie. sempre. Su. Salve. E lei con questo bel cappellino, con questa bella camicia, è proprietario di quale auto? Della Lancia Fulvia. Che dov'è? È lì. Andiamo a trovare la sua auto, venga. Così mi racconta qualcosa di questa Lancia Fulvia, quando l'ha comprata la Lancia Fulvia. L'ho comprata l'anno scorso e c'ha 52 anni ed è un unico proprietario. Wow, dov'è? Faccio vedere. È in cima, quindi andiamo a trovare la Lancia Fulvia, ma mentre noi camminiamo, andiamo a scoprire la sua Lancia Fulvia, lei qual è la canzone della sua vita? Una canzone che così, in questo momento vorrebbe... Notte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. Andiamolo ad ascoltare. Mezzanotte sai che io ti penserò, ovunque tu sarai sei mia. E stringerò il cuscino fra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra apparirà. E che dire, Paolo? È la Lancia Fulvia. Lei è innamorato della sua auto? Sì, abbastanza. Ma preferisce, adesso posso fare una domanda indiscreta, no? Una bella macchina o una bella donna? Tutte e due. Ma no, se uno dovesse scegliere nella vita, preferisco passare la mia vita con una bella macchina come questa o con una bella donna come
Io ho già una donna e ho già 3 figli. Ha una donna? Ho già mia moglie con 3 figli. Quindi non possiamo rispondere davanti. Rispondere, preferisco la macchina e la moglie. Tutte e due, va bene, grazie. Come si chiama la moglie? Precious. Cosa vogliamo dire a Precious? Sei sempre nel mio cuore e ti amo e segui Rete 7. Ma è fantastico questo. Buongiorno, come si chiama? Giuseppe. Giuseppe? Margherita. Giuseppe e Margherita, siete una coppia? Sposto lui, lei non è... L'accendiamo, sì. Siete proprietari di questa macchina qua. Oh. Adesso però devo chiederti una cosa, come se lei non fosse qua. È meglio una gran bella macchina o una gran bella donna? Una gran bella donna. Oh, così mi piace. Anche perché non potevi rispondere in una maniera diversa con lei qua. Indubbiamente. Tutto registrato. La macchina saltava così. Qual è la canzone della vostra vita? Non lo so. La canzone che vi ha messo insieme? Una delle tante. La canzone che lui canta sotto la doccia. Che lui canta? Beh, lui piace Battiato. Quindi? Boh. Cerco un centro. Di gravità per me. Cantami un pezzettino. No, sono molto suonato, poi... Niente. Allora facciamo un saluto per Casa Peiretti. Saluti Peiretti. Saluti. Via. Grazie. Ciao mamma. Ecco. Ecco, di solito il saluto base è questo, si saluta la mamma. Ma cosa... Tu sei proprietario di quale macchina? Di questa Delta. Cosa c'è di più bello nella vita che la tua Delta? No, ma ho chiesto, vabbè. Hai la segretaria qua, eh? Non c'è niente di più bello? No, non c'è niente di più bello, perché è una macchina che ti diverti sopra, sei felice, almeno io salgo sopra e sono felice. Allora facciamo così, se tu dici questo, io ti propongo una sera con Fedez in cambio della tua macchina. No, non mi piace Fedez. Chi ti piace? I cantanti di adesso. Capo Plaza. Ecco, un concerto solo per te di Capo Plaza in cambio della Delta. Con tanto di dedica e cena e... Non accetterei. Niente, quindi che bella passione che gli hai trasmesso però, eh. È una passione che ti ha passato tuo papà. Come vi chiamate? Luca. Sara. Senti, mi canti un pezzettino di un brano di Capo Plaza? Un pezzettino. No, non Cioè, ti piace, no? Dai. È La sua canzone più famosa qual è? Giovane fuori classe. Come fa? Giovane, fuori classe, Plaza fuori classe, Plaza campione come Ronaldo, chiamami dentro le piazze, è una roba... Brava, andiamola a sentire, va bene? Sei d'accordo? Andiamo a sentire un pezzettino? Andiamo, convintissima, ma andiamo. Giovane fuori classe, Plaza campione come Ronaldo. Scemo, mi stavo solo allenando, se ora sono cazzi sono sceso in campo. 10 palle nelle barre, dalle stalle ma alle stelle, coreati nelle palle, cicatrici sulla pelle. Impegniamo con le... Paolo, io ho trovato un signore che mi ha detto che è proprietario di 3 macchine. Ma come ha fatto a venire su con 3 macchine se lui è da solo? Vieni qua, come ti chiami? Ariel, quindi non solo una passione per la barba, ma anche per le auto. Sì, assolutamente. Qui ne hai 3. Sì, ho 3 macchine. Ma io ti dico, adesso me ne dai una di queste 3 e io ti organizzo una cena con Sabrina Ferilli. Sì, volentieri. Ma la passione, allora scusami, ma ha risposto... La mettiamo da parte. Regaleresti una tua macchina per una cena con Sabrina Ferilli? Certo. Allora dobbiamo organizzare, Paolo, ormai gliel'ho promesso, quindi Sabrina Ferilli, quale? Abbiamo l'Alfa Romeo, abbiamo... Beh, per Sabrina, scusa, Per Sabrina c'è questa, che è una meraviglia. Cos'è? Descrivicela. Questa è una Jaguar, allestimento Daimler del 1989, un 4000 di cilindrata, 6 cilindri in linea, cambio automatico, 234 cavalli. Hai capito Paolo, che bolide. Ma dai, la canzone della tua vita, una canzone che dedicheresti proprio a Sabrina. Una canzone. Una canzone che dedicherei a Sabrina è Sei bellissima. Come fa? Sei bellissima. Proprietario di una gran bella 500, come si chiama? Io, Pier Antonio. Pier Antonio, ma mi spiega come mai gli sci sopra?
perché una volta si usavano gli sci così per andare a sciare. Attaccati proprio in questo modo, agganciati così. Sì. Io quando avevo 18 anni che andavo a sciare, gli sci avevo solo la 500 e li mettevo così. Quindi quando lei aveva 18 anni aveva già la 500. Sì. Una passione che dura da una vita. Quindi, senta, io le propongo uno scambio. Zia Marta no, non la voglio. Zia Marta no, ma le Le propongo uno scambio. La sua 500 per una serata, una cena con Sabrina Ferilli. Ammiro Sabrina Ferilli, una gran bella donna, però Ferilli passa da 500 euro. Questa è una gran frase. Questa è passione, ragazzi, questa è passione. Che canzone dedichiamo alla sua macchina? Una canzone che è legata al mondo delle 500. Aspetta, andiamo a vedere. Vieni, attenzione. Perché qui abbiamo qualcosa di importante. Paolo, hai visto che qua ci sono anche i modellini delle 500? Oh, attenzione. Cosa stiamo ascoltando in sottofondo? I Nomadi. Fans dei Nomadi? Quelli che tu canti sovente, che guardo sovente la tua trasmissione. Grazie. E una canzone dei Nomadi? Quella che preferisci? Quella che preferisco è Vagabondo. Come fa? Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro. Soldi in tasca? Non ne ho. Ma soldi in tasca non ne abbiamo perché questi qua diciamo che sono ottimi investimenti, giusto? Sì, una passione e un investimento. Ok, grazie a voi. Poi salutiamo zia Marta come si deve. Un saluto. Enchanté, incantata. Adesso basta. Aiutatemi. Pure a Montoso l'ho visto, pure a Montoso, mi segue ovunque. Non solo la passione per i bei cappelli, ma anche per le auto. Il cappello l'ho messo perché il sole era un po' caldo. Qui non è una passione la sua dei cappelli. Lo metto anche. La 500 mi piace andare ai raduni, che trovi della gente che sei già amici e tutto. Le faccio una proposta, uno scambio. Ma non la venderei per niente. Per niente, allora io le dico una settimana di vacanza alle Maldive con Sabrina Ferilli in cambio della sua 500. Ma è solo che è della moglie. La moglie? E qui la moglie? No, non c'è. C'è, quindi è difficile fare questo scambio. Se le vendo la macchina poi mi... No, ma non la vogliamo cambiare, io la spedisco alle Maldive con Sabrina Ferilli in cambio della macchina. Sarebbe bello, ma... La moglie non è d'accordo? Penso di no. Cosa vogliamo dire a sua moglie? Come si chiama sua moglie? Piera. Vogliamo dedicare una canzone a Piera. La canzone della vostra vita, un pezzo magari di Gianni Morandi. Non mi ritornerò quelli. Ginocchio da... Sì, l'altra non è... quelli. Non è niente per... Sì. La sa, fa piacere. Grazie, come si chiama? Elio. Elio, un saluto a Casa Piretti, da parte del nostro Elio. Grazie. Grazie Elio. L'importante è capire se vieni tu da me o vengo io da te. È solo un gioco. Lei un'auto d'epoca non ce l'ha. Come mai? Altre passioni. Costano. Costa. Andare guardando le macchine d'epoca degli altri. Ecco. E invece musicalmente lei se ne intende? No. Neanche, non so, un brano di Little Tony, visto no. Anche il ciuffo, un po' la capigliatura. Niente Little Tony. Niente. Non ascolta musica. Ascolto e basta. Ascolta e basta. Quindi un cantante preferito non ce l'ha. Neanche Gino Paoli. No. Niente, ragazzi, non ce l'ha. Il piatto preferito? Mangia, sì, il piatto preferito. Qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa. Beh, uno quando è proprio chiaro. Come si chiama? Io Rezziero. È anche un bel nome però. Ha sempre avuto questo nome qui? Da 70 anni. 70 anni. Allora le auguro, sì, mentre ci sono dei cani, che ce n'era due, ce ne sono più uno, le auguro una buona giornata, signor Rezziero. Anche che vi seguo per televisione. Oh, che bello, grazie. Buona giornata. Arrivederci. Buongiorno. Problema tecnico al motore?
Risolto. Di che problema era? La salita è stata dura. No, un tubo usurato, dopo i 40 anni ci sta dell'usura della gomma. Ecco, un motore come questo, quanta manutenzione richiede? Controlli tanti, sì. Anche perché è un basamento dei famosi 200 esemplari del gruppo B questo. Adesso ti faccio una proposta. La tua auto in cambio di una settimana alle Maldive con Sabrina Ferilli. No, la mia Audi. La tua. Ma perché non ti piacciono le Maldive? No, invece no, va bene, la mia Audi mi dà più. No, la tua macchina. Niente, allora non riusciamo a cambiare. Non cambieresti niente, per nulla al mondo, la tua macchina. È una passione che dura da quanti anni? Tanti anni. Grazie, come ti chiami? Roberto. Bravo Roberto. Grazie. Niente, Sabrina, mi dispiace, ha scelto la macchina. Chiudiamo la busta perché ha scelto la macchina. Se mi vieni a cercare, solo d'estate non vale. Se non mi riprendo non... Cosa ne pensi di tutte queste auto d'epoca, tutte una vicino all'altra? Io sono appassionato, sicuramente a me piace, quindi sì, bello. Possiedi qualche auto d'epoca? No. Non ancora. Ancora non penso. Fidati che o diventa la mia d'epoca oppure... che quando uno ha la passione prima o poi ci casca, lo sai? La d'epoca è difficile, però vediamo. Ma senti, io prima ho visto che passeggiavi con una ragazza, la tua fidanzata. No, ma non penso sia... Pensi sia la tua fidanzata? È la mia fidanzata, ma non è troppo... Dai, vieni qua che vi faccio una domanda insieme, vieni. Vabbè, allora ascolta, come si chiama la tua fidanzata? Elisa. Che canzone vogliamo dedicare ad Elisa? No, io canzone non lo so. Una canzone che vi ha fatto conoscere. Una domanda particolare, stiamo andando fuori tema, non è il tema. Ma la nostra trasmissione è musicale, poi siamo anche qua però, vabbè, una canzone che vi piace. Una canzone? La che metti in macchina. Love Me, di cosa, come si chiama? Non mi ricordo. No. Non te la faccio cantare? Grazie lo stesso, ciao. Ero in pausa in questo momento, non è che ti improvvisi così, voglio dire. Alone at parties, she's working around the clock when you're not looking. Come ti chiami? Dalla prima domanda è facile, quindi pensi te. Jonathan, sei proprietario di qualche auto qui parcheggiata? No. Perché sei qui? Perché ho una casa qua e sono venuto a curiosare. Sì. Ti piace il mondo dell'auto d'epoca? Direi. Sei fidanzato? Sì. Con? Alla fine del mondo sotto il vestito. Con lei. Come si chiama lei? Giorgia. Giorgia, vieni qua un attimo che devo chiedervi una cosa. Giorgia e Jonathan. Da quanto state insieme? Chiedo... 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, ok? C'è una canzone che vi ha fatto conoscere o comunque una canzone che vi rappresenta? Mamma di è? Non si chiama Mamma. No, era un pensiero. Non so, non mi viene in mente niente adesso. Dai, cosa canta lui sotto la doccia? Tante cose. Tante cose, cioè di tutto? Partendo da? Non saprei, di tutto, non saprei. Avete un cantante, cioè il tuo cantante preferito? Sta 3 ore, vabbè, così è pulito. Ascolta, qual è il tuo cantante preferito? Musica. Tutto. Vediamo tutto. Niente, vabbè, io volevo fare un lancio con voi, una canzone che vi piace che... non puoi dirlo a me, dai, una canzone che ti una canzone. Voi la cantate? Vai. Allora, vieni qua. Vieni qua. È facile, io la introduco e poi andate voi, ok? Dai, se non la sai questa. Fatti mandare dalla mamma A prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda. Grazie, ciao. Invece tu ti chiami? Nicole, 500 grigia, passione che da tanti anni che hai questa passione? Sì. Allora ti faccio una proposta. Tu mi regali la 500 e io ti faccio passare un weekend a Roma, nel più bello hotel di Roma, con Fedez. Ah, bisogna parlare con il proprietario. Col proprietario di Fedez o della 500? 500. Che è anche il tuo Ragazzo. Quindi vieni qua. Attenzione come rispondi,
daresti la tua 500 e la tua fidanzata a Fedez? Direi proprio. No. Quindi no. Le mie cose che ci tengo tanto e quindi... Due cose nella vita che ci tieni tanto. 500 E la Vespa. Perché c'ho anche la... Ma la fidanzata dovevi dire. Fidanzata, sì. Sono 3 le cose. Quindi... Ragazzi, la canzone, vieni qua vicino a me. No, lei da questa parte, grazie, perché adesso vorrei capire, a parte le 500, le Vespe, ok? Da quanto state insieme? Un anno. Quindi avete una canzone che vi lega? Veloce perché dobbiamo andare via. Sì e no. Un'emozione non ha voce. L'emozione a voce. Come fa? Io non so parlare. L'emozione non ha voce. E mi manca un po' il respiro, se ci sei. La sa più lui, Comunque va bene. Oh, l'hai conquistata così. Così e con un giro sulla 500. Bravo, fai bene. Vedi, questi sono ancora gli uomini di una volta. Me lo date un bacino in diretta? La mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Azione 500 con Bellion Loris, siamo gli Amis della Sinsent. Gli Amis della Sinsent, un bel gruppo. Sì, eravamo un bel gruppo che purtroppo con gli anni si è un po' diviso, ecco. I bambini, adesso abbiamo recuperato con i nuovi giovani. Cerchi di trasmettere la tua passione ai bimbi anche per la... Sì, speriamo che la portino avanti per un bel po', via. Finché dura. Invece tu ti chiami? Giacomo. Giacomo, la canzone preferita che hai? Velocissimo. Brividi. Come fa? Mi vengo... A volte non so esprimermi. Bravo! Andiamola a sentire. A volte non so esprimermi e ti vorrei amare, ma sbaglio sempre e ti vorrei rubare. 500 valli che devi attraversare, 500 strade che ti portano verso il mare, 500 sogni che potrai realizzare, 500 albe a veder nascere i suoi. 500 fiori di cui non conosci il nome. Ciao ragazzi! Come state? Tutto bene? Mi fate un saluto per Casa Peiretti? Ciao! Butta giù un panino! Che si mangia di buono? Lasagna al forno, non fa caldo per le lasagne al forno. Ciao caro, ciao! Questo è l'affetto del popolo di Casa Peiretti, come dico sempre. L'affetto delle persone che ci incontrano per la strada. Lasciamo un attimo da parte il discorso auto d'epoca perché siamo a Montoso e a Montoso c'è anche la fiera oggi e quindi approfittiamo di andare a conoscere un po' questa fiera di Montoso. E se Paolo riesce a inquadrare, lassù in alto ci sono i famosi palazzi di Rucas. Rucas è una località sciistica che è la più vicina alla Valpellice, è la più vicina rispetto allo studio 1 di Luserna San Giovanni. Lui no, ma io salgo! Abbiamo io i minuti salgo. contati. Io sto arrivando, lancia giù una treccia. Dove vai, zia? Ma da dove si passa? Buongiorno. Ma venga giù, Ma dobbiamo lavorare, venga giù! Ho fame! Ma dobbiamo lavorare, venga giù! Arrivo! Ecco, per Casa Peiretti, pip! Evviva! Adesso vado, se no Peiretti non mi fa più entrare in Casa Peiretti. Paolo, vieni che andiamo a trovare i nostri amici del salame. Mentre aspettiamo la zia Marta che scenda di là. Oh, qui zia Marta è andata di là, io arrivo di qua. Com'è sta storia? Di dove siete? Di qua o no?
Dove siete? Nichelino. Di Nichelino. Cavour, Vigone. Quindi una grande... Internazionali. Internazionali, copriamo mezzo Piemonte. Però zia Marta cosa fa? La venga via, dobbiamo... Ma che s'accomoda? Dobbiamo andare a lavorare. Zia Marta, per cortesia, lasci stare Ma cosa? Dobbiamo andare via. Le zucchine Per anche. adesso solo le fette di salame. Va bene. Tra un pochino, se Guarda. passate dopo... Hai visto Ilaria? Toglimi già il la buccia. Come no? Grazie, Anche Gabella, eh. Se vuoi lui. Una fettina. Quando gli uomini erano gentili, Toglievano anche la buccia. toglievano anche la buccia. Ma Ma adesso... Zia Marta, se non va bene, sì, voi potete anche... Prendo anche un grissino. Prego. Grazie. Ciao, arrivederci. Sto fumando ganja vado su Marte. Hermano, tale che passa dalla... Ciao, Carlo Peresti. Che chiama Asetador. Tu sei una cuna matata, ma senza alcuna patata. Stiamo ganando 1 milione. Raindrop, drop top, smoking, no cooking, the hot pot. Fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. I don't Caro ragazzo, buona giornata intanto dalla zia Marta. Ah, vabbè, buona giornata anche a te. Come stai? Ecco, allora vogliamo parlare un pochino di questi formaggi profumatissimi, devo dire, si sente da qua. Produzione propria? Produzione nostra. Sì. Facciamo del formaggio di mucca, di capra. Sì. Facciamo un po' di toma. Della robiola di capra, burro, yogurt. E mentre sei lì che affondi le tue dolci manine, perché penso che si faccia tutto un travaino, Sì. canti mentre fai queste cosine? A volte sì. Ecco, è una canzone Quando sono che- arrabbiato un po' meno. Ecco, e quando invece sei felice, come adesso che sei vicino a me, non si vede proprio Sì. che si vede. Ecco, cosa ti verrebbe da cantare? Non saprei, adesso non mi viene in mente niente. Beh, succede sempre Anche così. perché poi sono un po' timido, quindi in realtà... Senza offesa, ma tutto bene che state chiacchierando, insomma, ma io non so se c'è un pezzettino, cosa ne dici? Ma sai che io vado in giro, no, nei paesi, ma proprio un assaggio, perché vista l'ora che è mezzogiorno, gli hai chiesto come si chiama questo Baldo Giovanotto? Come ti chiami? Ciao Giuseppe. Giuseppe, Azienda, produzione propria. Bergeria Montoso, a Montoso. Quindi sei locale? Sì, siamo proprio qua a Montoso. Il negozio qua o la bergeria? Abbiamo l'azienda qua tutto l'anno e abbiamo qua lo spazio di vendita. ma Giorgio, Giuseppe. locale o bilocale? Ma che bilocale? Ma no, per sapere, no? Lascia stare, fatta così. Comunque complimenti, è gran prodotto. Dica zia Marta, cosa No, stavo osservando tutte queste belle scarpe, queste belle esposizioni. Ma si sente un po' a casa, in che senso che mi sembra a casa? perché ci sono tanti scarponi come lei. Me ne vado via io. Stavolta me ne vado via io. Ma scusi, mi sta dando lo scarpone? Ma zia, ma perché? Ma perché sei sempre contro di me? Cioè, tra tutti sempre solo io. Perché lei prima, Lei prima? stavo facendo l'intervista, ha mangiato il formaggio senza offrire un pezzo a questa cara povera zietta. Ma su da chiedere, ma scusi, ma chieda! Ma su da chiedere, chieda! Come si chiama lei? Pierluigi. Pierluigi, e la signora sua moglie? Aspetti, che sennò devo fare chilometri. Pierluigi si ferma. La signora che è andata via proprio salutando, è la moglie? Sì. Da quanti anni state insieme? Insomma, 55. 55 anni insieme, signora, ma venga qui che ci racconta il segreto. Qual è... No, mi canta una canzone di Gianni Morandi, così su due piedi? Niente? Qui a No? Montoso, ma da dove? Torino. Cos'è Montoso per voi? Una seconda casa? Ci venite sovente o? Seconda casa. A Rucas, quindi quegli alloggini che abbiamo visto prima. La canzone della tua vita qual è? Cantante che preferisci? Ligabue. Mi accenni una piccola canzone di Ligabue? Dai, pezzettino. No. Certo no. Certe notti. Finita lì? Cioè, certe notti... Oh, ragazzi, erano partite veramente bene. Certe notti. Boh.
Certe notti, dai, vieni qua che la facciamo meglio, vieni qua. Aspetta, perché il bimbo dice Lucio Dalla. Anche Lucio Dalla, quindi un brano di Lucio Dalla. Lo sai meglio di Ligabue o... Cioè, no, cioè, perché Ligabue lo sapevi bene, quindi... un brano di Lucio Dalla. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. che poi cantata anche a Montoso. Non ce la fa. Grazie ragazzi. No, io non taglio niente. Giovedì alle ore 20 sul canale 13 vi potete rivedere. Giovedì. Sto scherzando. Lo faccio. Stiamo dicendo a tutti i tuoi Lo amici. faccio. Ciao. Un'amica di Casa Peretti che non sa che siamo qua. Però adesso gli facciamo una sorpresa. Vieni Paolo. Enrichetta, vieni qua vicino a me, Enrichetta, ciao. Come stai? Sei sempre il migliore in tutto? In tutto non lo sai. In tutto non te l'ho ancora dimostrato. Tutto nel tuo lavoro? Ah, nel mio lavoro, ok. Che si dice qui a Montoso? Che si sta bene, fresco. Si passa una giornata tranquilla, se andrei da un'altra parte però. Ciao Casa Peretti, vi guardo sempre, siete meravigliosi. Del governo, che fa schifo, il governo fa schifo. Così, su due piedi, lo dice così. Sì, andassero a lavorare tu. Sei capito? Io non posso darle torto, anche perché lei in questo momento è armata. E quindi io le do ragione, signora. Arrivederci, complimenti per... mi sta camminando sulla fronte. Me lo togli, per favore, perché... ma toglilo. Ma dai! Signor Cinghiale, ho una domanda da porle, anzi, da porci. Su una parete grande, no? Per una grande parete, ci va un pennello grande o un grande pennello? Perché io di pennelli non è che me ne intendo tanto. Lei se ne intende di pennelli? Vuol salutare la zia Marta? E qua, gliela passo, guardi. Zia Marta, venga che sì? c'era il Cinghiale, voleva dire una cosa a lei. Io la lascerei qui. Ho tempo per pettinarmi. Sì, hai tempo, io ho anche il gel in borsetta se serve. Sì, va bene, allora prendilo. No. Dalla riga pigista. Ma forse la bocca che stavamo prima, non te cale finirlo. Perché proprio guarda, hanno parole nei niente. Ma negozi tutto l'as. Là in via Vibò. Aspetta, dove? In via Vibò. Ma dove è via Vibò? Borgo Vittoria. Ma di dove? A Torino, parliamo di Torino. Sì. Ascolta, ma il salame di asino. Sì. Peretti, conviene che stai lontano perché... Scusi, sei di Torino, allora, molto bene. Partiamo dalla Sicilia, dall'ultimo angolo remoto. L'angolo remoto. Cacio e pepe, dammi un ciò. Oh, fammi un ste. Oh. No, causa e pepe. E poi abbiamo il pistacchio, di Magliano Alpi. la conosco. Sì, nocciole e GP Piemonte. Tornati da Montoso, ci aspetta una grande grigliata di carne sotto un bellissimo sole. Devo dire che ogni festa che la Proloco di Bibbiana organizza è una conferma di allegria, è una conferma di professionalità. E quindi aspettiamo il prossimo anno e speriamo di rivedere le telecamere delle T7, le telecamere di Casa Peretti qui a Bibbiana, perché personalmente ci siamo trovati davvero bene. Ancora complimenti a Piero e a tutta la Proloco di Bibbiana. Don't you worry about a thing, 'cause everything's gonna be alright. Everything's gonna be alright. It's gonna be alright. Thumbs up vibe, ready for the night. Lit like a light, about to take a flight. Get high than a kite. Cambieresti una tua Vespa con una serata intima o non intima che sia? Una bella cena con, fammi studiare chi, con Chiara Ferragni. Non mi piace Chiara Ferragni. E allora la cambieresti con Sabrina Ferilli. Tu Ferilli può darci di sì. Ma prima di chiudere,
abbiamo ancora un piccolo fuori onda perché abbiamo la versione del presidente della Proloco vestito da No, sono diventato io zia Marta. Zia Marta maschile adesso. Zia Marto. Adesso di Marto, sì, infatti. Comunque mi è piaciuto, ho fatto un bel giro, sono montoso. Bello, grazie. Adesso però ti passo di nuovo tutto la maradona a zia Marta. Grazie ancora. Grazie per averci invitato. Grazie a voi, grazie. E ancora complimenti a Piero e tutta la Proloco di Vipiana. Noi, per quanto ci riguarda, Casa Peiretti, torniamo domani alle ore 20 con una nuova puntata. Se volete rivedere questa o qualcosa di questa, alle 23:30. Per adesso è tutto, una buona serata e continuate coi programmi di Rete 7. Ciao! 3, 4, 5, 6